Buongiorno a tutti e bentornati alla terza lezione. Allora, volevo riprendere il concetto di impronta idrica. Il concetto di impronta idrica è nato da una teoria introdotta dal professore Ariane Extra nel 2002 dell'Università di Twente in Olanda. Era una delle attività promosse dall'UNESCO per garantire la sostenibilità diciamo, suggerire delle alternative agli indicatori tradizionali dell'uso di risorse idriche. L'impronta idrica misura l'utilizzo, come abbiamo già detto, delle risorse in termini di volume di acqua evaporata e inquinata per l'intera filiera della sua produzione da quando viene pensata fino a quando viene, tra virgolette, consumata. L'impronta idrica è legata fondamentalmente a un altro concetto che è quello di acqua virtuale, virtual water, teorizzato nel 1993 da un professore della College London School of Oriental and African Studies che era Anthony Allan. Perché è così importante? Perché ci permette come abbiamo già detto, di valutare l'impatto ambientale associato a ogni singolo alimento o prodotto. Questo è un aspetto molto importante che addirittura è stato poi regolamentato dagli standard internazionali ISO, l'ISO 14040 e l'ISO 14044 che ne definiscono diciamo, le caratteristiche peculiari. Gli studi fatti per garantire per regolamentare questo consumo sono strumenti di analisi scientifica che hanno da un lato il vantaggio di permettere una valutazione per quanto possibile oggettiva, poi capiremo perché questa valutazione non può essere mai oggettiva, l'esempio lo faccio subito, però basta pensare che è uno stesso tipo per esempio di carne di manzo prodotta in un certo modo o in un altro modo ha un impatto idrico diverso, ha un impatto ambientale diverso in generale, un impatto idrico diverso, ma anche se fosse fatto nello stesso modo ma in due zone del pianeta potrebbe avere un impatto diverso. Dicevamo, non solo è abbastanza difficile, però si cerca di rendere il più possibile oggettivo, per questo inserirlo in standard internazionali come quelli ISO, ma che si cerca di dare a questi indicatori una tipologia di sistema che viene analizzato in modo che possano essere definiti e gestiti in modo, come dire, paragonabile non solo in termini assoluti, ma anche tra di loro. Due indicatori, come dicevamo, vengono spesso uniti all'impronta idrica, l'abbiamo già detto l'altra volta, però lo ripetiamo nella prima lezione, però lo ripetiamo, e sono l'impronta del carbonio, che è la carbon footprint, e l'impronta ecologica, che è l'ecological footprint. La prima rappresenta le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici. In realtà tutto rappresenta un cambiamento climatico e influisce sul cambiamento climatico. La seconda rappresenta la quantità di terra o di mare biologicamente produttiva necessaria per fornire le risorse e assorbire le emissioni associate a un sistema produttivo e si stima di solito in metri quadrati o ettari globali. Anche lì, come capite bene, la oggettività è difficilissima. Come dicevamo, l'impronta dell'acqua, il calcolo dell'acqua si basa su tre aspetti: l'impronta idrica verde, l'impronta idrica blu e l'impronta idrica grigia. L'impronta idrica verde o Green Water Footprint rappresenta il volume di acqua piovana evaporata durante il processo produttivo. L'impronta idrica blu, Blue Water Footprint, rappresenta invece il volume di acqua utilizzata che non torna a valle del processo produttivo alla fonte dalla quale proviene. L'impronta idrica grigia, invece la Grey Water Footprint, rappresenta il volume di acqua inquinata che può essere quantificata calcolando il volume di acqua necessaria per diluire gli agenti inquinanti immessi nel sistema idrico durante la crescita delle piante, per esempio, o di un prodotto, nella realizzazione di un prodotto. Questo è particolarmente importante perché non solo ci dice, come dicevamo nella prima lezione, qual è l'impatto sulla risorsa idrica che effettua una certa produzione di un certo bene o di un certo alimento, ma ci dice anche qual è l'impatto sull'ambiente, qual è la sostenibilità
di quel prodotto, torna sempre all'aspetto della sostenibilità, vorrei farlo notare, la sostenibilità di quel prodotto a livello globale, quindi scegliere un prodotto o un altro può avere a parità di impronta idrica un impatto sull'ambiente diverso e quindi una sostenibilità diversa. Questo è un aspetto tutt'altro che secondario che dovremo attenzionare e poi vedremo come. L'impronta idrica quindi non tiene conto soltanto del consumo diretto di acqua, anche questo lo devo ripetere perché qualcuno ogni volta si dice ma come fa a starci 1400 litri di acqua in un hamburger? Benissimo, l'impatto non diretto dell'acqua ma il contenuto indiretto, cioè il consumo relativo a tutta l'intera catena di produzione e l'effetto che quella catena di produzione ha dal punto di vista dell'acqua sull'ambiente. L'utilizzo di queste tre componenti, quindi l'acqua blu, l'acqua verde, eccetera, indicano in un modo diverso anche il concetto poi di ciclo idrogeologico, perché dobbiamo aspettare anche, quando parliamo di sostenibilità, dobbiamo rientrare in quel ciclo naturale che noi avevamo descritto all'inizio delle lezioni. La componente più semplice da calcolare è la presenza dell'impronta idrica blu di un prodotto che può essere ricondotta alla contabilizzazione del consumo idrico da parte di un sistema industriale o agricolo più o meno complesso. Si deve considerare ovviamente il volume di acqua che viene deviato dal proprio corso, quello che evapora durante il processo produttivo e in caso di coltivazione agricola si tratta della somma dell'acqua di irrigazione evaporata dal terreno e quella evaporata dai canali di irrigazione o dalle riserve artificiali. Torniamo al discorso fatto nell'ultima lezione in cui parlavamo già per esempio dell'adozione di sistemi di irrigazione più efficienti che potrebbero avere un impatto non indifferente sull'impronta idrica, cioè utilizzare per produrre certi prodotti agricoli un sistema di irrigazione più efficiente potrebbe avere, faccio l'esempio stupido, l'impianto a goccia, potrebbe avere un impatto sull'ambiente non indifferente e quindi rendere l'impronta idrica, abbattere l'impronta idrica del prodotto finito, di quello che stiamo coltivando. Nel caso di filiere di produzione di alimenti si tiene conto dell'acqua evaporata a seguito dell'impiego durante la produzione diciamo sul terreno, ma anche della trasformazione industriale. Quindi bisogna stare attenti anche a questo aspetto. In questo caso, per esempio, si può ipotizzare che tutta l'acqua utilizzata per l'irrigazione che non torna e che quindi rientra. La stima della componente grigia dell'acqua invece viene fatta tenendo conto sia delle caratteristiche dell'acqua rilasciata dal sistema sia di quelle naturali del corpo recettore all'interno del quale viene rilasciata, viene conservata, viene trattenuta. Il volume dell'acqua grigia si calcola come la quantità di acqua necessaria ad abbassare il livello di inquinante dai limiti di legge ai quali si presume avvenga lo scarico a valle dei processi produttivi per il corpo recettore considerato. Si tratta quindi del calcolo dell'impronta idrica per una coltivazione, ad esempio, quando è necessario tenere conto di fattori come la quantità di fertilizzante usata, la frazione che effettivamente percola nel terreno, la resa di quella coltura oltre alla concentrazione massima ammissibile per la legge e alla concentrazione naturale che in alcuni casi può essere posta uguale a zero. Questo già vi fa capire come andare a calcolare un'impronta grigia, cioè qual è l'impronta grigia è estremamente importante da un lato, ma dall'altro è estremamente difficile perché andare a fare questi calcoli può rendere estremamente diversi i risultati a seconda della tipologia di prodotto, di tipologia di tecnica di coltivazione per lo stesso prodotto. Vi faccio subito un esempio così ci capiamo. Fare una coltura intensiva comporta un elevato uso di pesticidi, questo elevato uso di pesticidi crea una impronta idrica grigia estremamente elevata. Al contrario, utilizzare per esempio la permacultura ha un impatto di un'impronta idrica grigia praticamente quasi zero. L'impronta idrica verde invece è una componente particolarmente rilevante per le coltivazioni agricole che ha anche questa però delle difficoltà. La difficoltà in questo caso del calcolo viene esemplificata dalla disponibilità di strumenti e dati pubblici che in parte sono messi a disposizione della FAO, in parte sono messi a disposizione da altri enti anche a livello nazionale, che però non sempre sono così attendibili e così definiti, nel senso così
così chiari. Diamo qualche numero così capiamo un attimino di che dimensioni parliamo. Ecco. Per esempio il grano. Il grano ha un'impronta idrica complessiva di 1827 litri per unità di misura. Di questi 1277 sono legati all'impronta idrica verde, 342 impronta idrica blu, 207 impronta idrica grigia. Se io prendo non il grano in generale, ma quello mediterraneo, quindi quello coltivato per esempio in Sicilia, intanto l'impronta idrica totale scende a 1400 litri. Già immaginate che abbiamo risparmiato oltre 400 litri di acqua per unità di misura. Ma l'impronta idrica verde si è leggermente ridotta, è scesa a 1200 litri. Per contro è crollato il dato dell'impronta idrica blu che è di 16 litri e l'impronta idrica grigia invece è diminuito anche lì però di poco, è sceso a 189 litri. Se al posto del grano io decidessi di coltivare il riso, l'impronta idrica totale sarebbe 1673 litri, con un impatto quasi uguale per quanto riguarda l'impronta idrica verde, che è 1146 litri, però di nuovo sale esponenzialmente l'impronta idrica blu, che è 341 litri. Se io decidessi di realizzare invece del grano il mais, potrei avere un ulteriore risparmio perché nel caso del mais l'impronta idrica totale è 1222 litri per unità di misura. Scusate, l'impronta idrica verde scende sotto i 1000 litri e quindi diventano 947 litri con un impatto di impronta idrica blu molto basso che è di 81 litri. Questo giusto per farci capire le scelte che possono avere un impatto, sempre restando nel tema cereali, sempre restando a volte nel tema grano, sempre restando nell'ambito di prodotti che soddisfano lo stesso bisogno, cioè il bisogno di avere dei cereali che poi possono essere utilizzati nella dieta dell'uomo, quindi nella dieta per uso umano. Se io all'interno di questa dieta prendessi per esempio l'avena, di nuovo avrei una crescita fino a 1800 litri quasi di 1788 per essere precisi, generale, con un'impronta idrica verde che di nuovo ha un impatto anzi ancora maggiore sull'ambiente, quindi di 1479 litri. Questo è giusto per farci capire come uno stesso dato uno stesso oggetto, qualcosa che può soddisfare, o due oggetti che possono soddisfare lo stesso bisogno, possono avere un impatto decisamente diverso su quello che noi vogliamo ottenere. Il concetto di impronta idrica è utile, come dicevamo, perché può essere applicato anche ai prodotti di uso comune. Questo a cosa serve? Ci aiuta a capire, non solo nel caso dei prodotti agricoli in senso stretto, ma anche dei prodotti dell'allevamento, qual è il loro impatto sulla dieta e sull'ambiente. Per esempio, i prodotti dell'allevamento, quindi carne, uova, latte e derivati, rappresentano un contenuto di acqua virtuale molto maggiore rispetto a quelli coltivati. Perché? Perché gli animali, ovviamente, soprattutto quelli che vivono in allevamento e soprattutto quando si tratta di allevamenti intensivi, consumano per diversi anni prima di essere trasformati in prodotti alimentari una grande quantità di prodotti coltivati come nutrimento, quindi in aggiunta al consumo diretto di acqua per gli abbeveratoi o altro, per il lavaggio o per altro, c'è proprio un consumo che è quello indiretto dei cereali che loro hanno mangiato o comunque dei prodotti alimentari che hanno mangiato. Qualche numero così tanto per capirci, relativo non tanto all'unità di misura per prodotto ma all'oggetto che stiamo parlando. Un pomodoro che mediamente pesa 70 grammi ha un'impronta idrica di 13 litri generale, una patata intorno ai 25 litri, un'arancia intorno ai 50 litri, una mela 70 litri. Se io scendo su prodotti lavorati, e qua rientriamo sempre in quel discorso fatto durante la prima lezione, bisogna stare attenti a come i prodotti poi subiscono delle lavorazioni. Allora, un sacchetto di patatine da 200 grammi ha un'impronta idrica di 185 litri, un uovo rientra nel settore animale, 135 litri, una fetta di torta di 80 grammi, quindi piccolina, 250 litri, un pezzetto di cioccolato di 50 grammi ha un'impronta idrica di 860 litri, un 100 grammi netto di formaggio ha un consumo idrico di 500 litri, scusate.
Questo giusto per capirci. Allora a questo punto cosa possiamo fare noi? In che modo possiamo cambiare questo consumo, ridurre questi consumi? Come dicevamo, alla base c'è sempre un comportamento, quindi qual è il nostro comportamento per ridurre? Beh, vediamo un attimino quali potrebbero essere dei comportamenti. Intanto cominciamo con l'uso antropico, quindi quella parte che consuma di meno. Quindi, se ricordate, avevamo un 70% per uso agricolo, un 20%, 22% per uso industriale e una restante parte per uso antropico. Per uso antropico, beh, utilizzare i miscelatori di acqua nel rubinetto, utilizzare un sistema a doppio pulsante per lo scarico per i servizi igienici e non utilizzare l'acqua, utilizzare i nuovi scarichi che permettono di usare le acque bianche, raccogliere e incanalare l'acqua piovana e riutilizzarla per esempio per irrigare i giardini, innaffiare piante con l'acqua utilizzata per lavare frutta, fare periodici controlli per l'impianto idrico per riparare le perdite. Ci sono tutta una serie di suggerimenti che potremmo adottare, però dice sì, vabbè, ma questo influisce, il caso industriale non lo tocchiamo perché ovviamente è un settore così complesso e particolare che diventerebbe troppo lungo trattarlo. E invece per uso alimentare cosa possiamo fare? Torniamo al nostro ragionamento. Della piramide alimentare, se vi ricordate, abbiamo parlato nella lezione scorsa. Allora, la piramide è costituita, lo accenniamo di nuovo brevemente, la piramide alimentare raffigura i vari gruppi di alimenti in modo scalare. Alla base ci sono gli alimenti di origine vegetale, che sono quelli caratteristici tra l'altro della dieta mediterranea, che sono molto ricchi in termini di nutrienti come vitamine, sali minerali, acqua e di componenti protettivi che sono le fibre, composti bioattivi di origine vegetale e altro, però in compenso hanno una ridotta densità energetica. Salendo ci sono gli alimenti diciamo con una crescente densità energetica che sono famosi o comunque molto utilizzati per esempio come le patate o altro, che sono molto comuni nella dieta, per esempio nella dieta americana o nella dieta dei paesi nord europei. E poi c'è ovviamente i prodotti di trasformazione animale, quindi per esempio uova e pesce, e poi alla fine, in più alto di tutte, ci sono i dolci e la carne rossa. Per contro, come impatto dal punto di vista dell'impatto ambientale in generale, ma in particolare per l'acqua, a livelli più bassi abbiamo la frutta, poi ortaggi, pane, patate e pomodori. Salendo abbiamo i legumi, la pasta, il latte, quindi i prodotti di base, ma trasformati. Torno al discorso della trasformazione, cioè dell'impatto, dell'importanza della trasformazione del prodotto alimentare. Più un prodotto è trasformato, più ha un impatto diciamo rilevante da un punto di vista ambientale. E, e poi alla fine ovviamente come impatto è la carne rossa, eccetera. Diamo qualche numero così ci capiamo di nuovo, perché purtroppo ogni tanto è bene dare qualche numero. Sappiamo che è un problema difficile, che sono numeri difficili da ricordare, ma sono importanti perché ci rendono immediatamente evidente qual è l'impatto sull'uomo, sulla nostra vita e qual è l'importanza di rientrare, di ritornare alla dieta mediterranea, di conseguenza evitando questi prodotti. Allora, partiamo al solito dalle verdure. Si parla di litri di acqua per chilogrammo o per litro di alimento. Benissimo, le verdure mediamente siamo sull'ordine dei 300, 200, 350 litri per chilo di alimento. Se ci spostiamo sulle patate siamo già intorno ai 900. Appena arriviamo al latte, yogurt o altro, a volte anche la frutta, già siamo quasi a 1000 litri per chilogrammo di alimento. Il pane sono 1300 litri. I cereali, la pasta, i biscotti, quindi più sono lavorati, più aumenta l'impatto idrico e allora arriviamo fino a 1800 litri. Dolci, uova, riso, siamo dai 3000 ai 3400 litri. Se arriviamo alla carne avicola, per esempio la carne di pollo, di tacchino, siamo sui 3900 litri, i legumi 4000 litri. Se saliamo ai formaggi o alla carne suina siamo dai 4800 litri ai 5000 litri per arrivare fino a oltre 15000 litri per le carni rosse. Questo ci fa capire che l'impatto della scelta
di un certo prodotto, di un certo non prodotto sull'ambiente è estremamente, dal punto di vista soprattutto dell'acqua, è estremamente rilevante. E quindi questo ci fa capire anche che possiamo, come dire, evidentemente avere un ruolo, svolgere un ruolo primario nel ridurre l'impatto ambientale scegliendo la dieta opportuna. E nel caso dell'alimentazione l'abbiamo già detto, una dieta, uno stile vegetariano, facciamo un esempio anche così capiamo in generale. Uno stile vegetariano con un 14% di proteine, un 30% di grassi e un 56% di carboidrati permette di avere a livello giornaliero circa poco più di 2000 kcal e un impatto idrico di circa 1530 litri. Se da questo passiamo a una dieta con un maggior quantitativo di carne, l'impatto come calorie restiamo più o meno diciamo sullo stesso livello, una dieta classica dieta nostra, siamo sulle 2140-2200 kcal totali, anche la ripartizione tra proteine, grassi e carboidrati la lasciamo la stessa, in compenso il consumo idrico cresce fino a 4.000 litri. Se arriviamo a una dieta invece di quelle di oggi, l'impatto è estremamente più alto e diventa molto 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 maggiore. Quindi una dieta praticamente basata su consumi prevalentemente di carne. La dieta tipica, per esempio, che si fa negli Stati Uniti ha un impatto dal punto di vista dell'impronta idrica di 5.400 litri di persona al giorno. Quella basata su carni rosse, sostituite però da carni bianche, scende intorno ai 4.800, riducendo del 50% i prodotti di origine animale, soprattutto le carni rosse, è possibile portare questo impatto dal punto di vista dell'impronta idrica intorno ai 3.400 litri di acqua al giorno. Questo ci fa capire come già facendo molto poco noi possiamo risparmiare prima ancora di arrivare alla dieta mediterranea, che è ancora meglio, ma già questo ci permetterebbe di portare un impatto sull'ambiente, ridurre l'impatto sull'ambiente di 2000 litri di acqua per persona al giorno. Moltiplicate questo per il numero degli abitanti del pianeta, moltiplicate questo o di una regione o per esempio a livello del Mediterraneo, delle persone che vivono intorno al Mediterraneo, e già capiremo l'impatto che questo può avere sull'ambiente. Grazie.